Trovato in mare il corpo senza vita di Luciano Miotto, l'imprenditore 59enne di San Donà è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera a 3 miglia a largo di Cortellazzo, dove era scomparso sabato durante un'immersione. Tragico incidente in tangenziale a Mestre, un furgone è rimasto schiacciato tra due camion, morta una donna padovana di 59 anni, traffico in tilt per buona parte della giornata. Aria irrespirabile per il caldo in tutta la provincia di Venezia. L'ARPAV ha certificato il superamento dei livelli di ozono oltre i quali esiste un rischio per la salute umana. Le autorità ammoniscono: restate a casa. Trattative in corso tra il sindaco Brugnaro e il questore Gagliardi per il nuovo commissariato. Si parla dell'ex Monteverde, edificio simbolo del degrado in terraferma allo sbocco dei sottopassi ferroviari di Marghera. L'aumento vertiginoso degli accessi al pronto soccorso di Mestre rende necessario ampliare il servizio, ma dalla CGIL puntano il dito contro la programmazione regionale. Contro ogni forma di razzismo, ma senza inventarsi legami inesistenti tra episodi che sono sempre avvenuti e il governo attualmente in carica. Luca Zaia chiarisce così la sua posizione sul dibattito che infuria in questi giorni. 400 kg di vongole sono stati sequestrati nelle scorse settimane dai carabinieri di Chioggia. I molluschi erano stati pescati illegalmente ed erano pronti per essere commercializzati. Nei guai 2 pescatori. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano la cronaca: una 59enne di Padova ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente accaduto lungo la tangenziale di Mestre. La donna era alla guida di un furgone rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti. Una morte orribile nell'ennesimo schianto in tangenziale a Mestre. A perdere la vita una 59enne di Padova, Maria Teresa B., alla guida di un furgone Mercedes Vito rimasto schiacciato fra due mezzi pesanti che procedevano in direzione Trieste. L'incidente è accaduto verso mezzogiorno all'altezza del Cubo, poco prima dello svincolo per la A27, per cause all'attenzione della Polizia Stradale di San Donà di Piave. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi, fra questi un terzo tir, ma fortunatamente nessun'altra persona è rimasta ferita. Letteralmente congestionato il traffico. Per permettere i soccorsi e i rilievi della Polstrada è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo Terraglio e si sono registrate code fino a oltre 4 km in direzione Trieste. Nella zona dell'incidente hanno operato anche gli ausiliari di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre, oltre al personale di autovie e naturalmente del SUEM e dei vigili del fuoco. Il tratto di tangenziale fra Terraglio e il bivio A27 è stato riaperto alle 15:20 e la circolazione col passare delle ore è ripresa regolare. Primi malori per il gran caldo e livelli di ozono oltre la soglia di informazione nel veneziano. Fino a giovedì la Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. La Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico sino a giovedì 2 agosto. Le temperature bollenti di questi giorni, unite a un altrettanto elevato tasso di umidità, hanno già colpito in particolare persone anziane. Solo ieri il personale del pronto soccorso di San Donà è intervenuto per una decina di anziani svenuti a casa. Numerosi gli eccessi anche fra le persone giovani in tutti i pronto soccorso per sintomi tipici del calore: debolezza, mal di testa, nausea. L'US4 ha attivato il protocollo regionale che prevede il monitoraggio e l'assistenza della popolazione fragile in collaborazione con i medici di medicina generale in 21 comuni e le case di riposo del Veneto orientale. Per le situazioni di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 462 340 attivato dalla Regione Veneto in collaborazione con il servizio telesoccorso e telecontrollo, e il servizio di reperibilità al numero 800 990 009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della sezione protezione civile. In tutta la provincia di Venezia ieri l'osservatorio aria dell'ARPAV ha rilevato il superamento della soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo per l'ozono, cioè il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, come gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza e le persone affette da disturbi respiratori. Il valore massimo orario registrato alle 14 della stazione di Parco Bissuola è stato di 192 microgrammi per metro cubo. C'è da dire che questa ondata di supercaldo, la prima e unica di quest'estate, potrebbe avere le ore contate. Da domani in montagna sono previsti temporali di forte intensità, tali per cui la Regione, attraverso il suo Dipartimento di Protezione Civile, ha diramato lo stato di attenzione per rischio frane. Adesso il drammatico epilogo nella vicenda di Luciano Miotto, l'imprenditore di San Donà, era scomparso sabato al largo di Cortellazzo durante un'immersione. Poche ore fa è stato recuperato il suo corpo nelle acque di Jesolo.
Il mare ha restituito il corpo dell'imprenditore Luciano Miotto, scomparso sabato scorso durante un'immersione a Cortellazzo. Il ritrovamento del cadavere nel primo pomeriggio, a 400 metri di distanza dal luogo in cui si trovava l'imbarcazione del titolare dell'Imesa di Cessalto, al momento in cui, dopo essere risalito perché non si sentiva bene, è stato inghiottito dall'acqua. È ancora d'obbligo usare il condizionale perché ancora non è stato fatto il riconoscimento del cadavere. Ad ogni modo sì, è stato individuato da un mezzo della Guardia Costiera su un fondale di 20 metri a circa 3 miglia dalla costa, e era proprio all'interno dell'area di ricerca che era stato individuato sin dai primi momenti dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia, che ha coordinato le operazioni sin dai primi momenti in cui è stato lanciato l'allarme. E praticamente sono state individuate delle bolle anomale che salivano in superficie, e lì poi con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco è stato recuperato il corpo. Da sabato cercavano il sub imbarcazioni della Guardia Costiera, vigili del fuoco con i sommozzatori di Vicenza e Venezia, 2 elicotteri e un aereo da ricognizione. Da Milano era giunta una squadra speciale dei pompieri con robot e sonar per scandagliare i fondali profondi. Sì, è chiaro che nell'immediatezza dell'allarme uno cerca, è una lotta contro il tempo, e quindi la speranza è sempre l'ultima a morire, però è chiaro che con il passare del tempo anche questa speranza diventa sempre più flebile. Una notizia, la morte di Miotto, 59 anni, già vicepresidente di Confindustria Veneto e Finmeccanica, purtroppo attesa. La famiglia sperava nella restituzione del corpo e così è stato. La salma è stata ricomposta nell'ufficio circondariale marittimo di Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà ora decidere se disporre l'autopsia per capire se sia stato effettivamente un malore, come ipotizzato. La causa dell'incidente è costato la vita all'imprenditore. Sono 2 le comunità in lutto per la scomparsa di Luciano Miotto, San Donà, dove l'imprenditore viveva, e Cessalto, dove c'era la sua vita lavorativa, dove aveva la sua azienda. Noi siamo proprio in collegamento con Lucio Zanato, che si trova per noi fuori dal municipio di Cessalto, dove a minuti dovrebbe anche iniziare il consiglio comunale. Lucio, qual è il clima che si respira in questi minuti? Sì, buonasera ai nostri telespettatori del telegiornale di Venezia. Sono a Cessalto, dove Luciano Miotto aveva l'azienda di famiglia, un'azienda importante dedicata al mondo delle lavatrici, dove aveva il sogno di poter far discutere le lavatrici con il resto della cucina, della casa, insomma aveva una visione. Imprenditore che qui conta molto, l'impresa che conta molto, tanto è vero che questa sera il Consiglio Comunale qui a Cessalto inizierà con un minuto di silenzio per ricordare l'imprenditore, ma va ricordato anche il messaggio del Presidente della Regione Veneto, Luca Zai. Esprimo prima di tutto la mia vicinanza alla famiglia e ai suoi cari. Con Luciano Miotto scompare un imprenditore bravo e avveduto che aveva costruito una gran bella azienda. Lo ricordiamo con dolore, sia come uomo che come imprenditore, che come esponente dell'associazionismo industriale. Qui naturalmente questa sera si parlerà di Luciano Miotto in Consiglio Comunale, si parlerà anche della sua azienda, del futuro della sua azienda, del futuro della sua azienda, anche se la famiglia comunque porterà avanti. Di certo un'azienda che perde un visionario, qualcuno l'ha già definito così, che era capace di mettere insieme la concezione meccanica di una lavatrice con l'innovazione del digitale. In ogni caso sono ore tristi qui in Comune a Cessalto, e più tardi nel corso del telegiornale di Treviso sentiremo anche la viva voce del sindaco, che in questo momento è proprio con la sua giunta per decidere anche se pensare a una giornata di lutto cittadino. E con questo, se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro a Lucio Zanato. Continuiamo con le notizie da Venezia. Trattative in corso tra il sindaco Luigi Brugnaro e il questore Gagliardi per il nuovo commissariato. Si parla dell'ex area Monteverdi allo sbocco dei sottopassi ferroviari di Marghera. Applaudono le associazioni cittadine. La nuova centrale di polizia per la terraferma al posto dell'ex Monteverdi, abbandonato edificio simbolo del degrado a pochi metri dalla stazione ferroviaria sul versante di Marghera. L'ipotesi è al vaglio del questore Danilo Gagliardi e del sindaco Luigi Brugnaro, che avrebbero già avviato una trattativa.
Nell'edificio dovrebbero trovare posto sia gli agenti attualmente in servizio nel commissariato della Mestrina via Carossa, sia quelli della caserma di via Cosenza Marghera, di cui era già stata annunciata la smobilitazione. La soluzione consentirebbe di unificare le due strutture nella zona che circonda la stazione, che diverrebbe così assai meno appetibile per gli attuali traffici. E nel contempo si garantirebbe la riqualificazione di un immobile da sempre utilizzato come rifugio dai consumatori di droga e ultimamente anche dai pusher, dopo che l'inchiesta della procura su via Piave e via Monte San Michele ha spostato il baricentro dello spaccio verso la città Giardino. I piani per il nuovo commissariato, ancora in una fase embrionale, vengono salutati con favore dalle associazioni cittadine che invitano sindaco e questore ad andare avanti. Se questa soluzione voluta dal questore, ma anche dal sindaco Bognaro, viene effettuata, noi abbiamo un punto di forza qui a Marghera. E questo anche allontana un po' il pericolo di una nuova via Piave. La struttura si trova inoltre a una manciata di metri dallo sbocco del famigerato sottopasso ciclopedonale tra Mestre e Marghera, già teatro di numerosi episodi di criminalità e di svariate iniziative di protesta della cittadinanza. Il sottopasso è un punto molto delicato, un punto nevralgico, è una porta per arrivare a Marghera e quindi sarebbe giusto avere la massima attenzione. Certamente, avendo un distretto di polizia qui a 20 metri, è chiaro che anche la situazione del sottopasso migliorerebbe notevolmente. Da fine settembre tutti gli uffici comunali decentrati saranno trasferiti in centro a Mestre, nel nuovo polo di servizi al cittadino, per agevolare gli spostamenti dell'utenza e migliorare il servizio. Parliamo dei servizi demografici, del protocollo dell'ufficio idoneità alloggi, della casa comunale e dell'ufficio relazioni con il pubblico, che verranno concentrati nel giro di pochi metri nel cuore di Mestre, tra via Palazzo e via Spalti. Nelle attuali sedi degli uffici destinati al trasloco è esposto il cronoprogramma dell'attivazione delle nuove sedi. L'aumento vertiginoso degli accessi al pronto soccorso di Mestre rende necessario ampliare il servizio, ma dalla CGIL puntano il dito contro la programmazione regionale. Non solo un allargamento della struttura esistente, ma un nuovo pronto soccorso in una palazzina da costruire di fianco all'ospedale di Mestre. Quella che secondo il direttore generale dell'US3, Giuseppe Dalbena, è l'unica soluzione possibile per far fronte all'aumento degli accessi è stata comunicata 24 ore fa di fronte alla Commissione Programmazione Sanitaria del Comune di Venezia. Una decisione inevitabile di fronte a una crescita di pazienti che sono passati dai circa 80.000 del 2012 ai quasi 90 del 2017, ma sulla quale arrivano in giornata i dubbi della CGIL. Se dopo così poco tempo si giudica insufficiente quella struttura addirittura da voler fare un nuovo pronto soccorso, bisogna porsi la domanda su come è stato progettato quella struttura, sul perché si è scelto lo strumento del progetto di finanza che ha indebitato la sanità veneziana per quasi 50 milioni di euro di canone e quindi perché allora non si è progettato un pronto soccorso, diciamo così, al passo con i tempi. Ma al di là del passato, dichiara il segretario veneziano della funzione pubblica Daniele Giordano, è il futuro della sanità veneziana che suscita la nostra preoccupazione. La denuncia stessa fatta dal direttore generale Dalbena alla commissione consigliare è che codici bianchi, codici verdi, cioè quelli che non sono considerate urgenze, che potrebbero in moltissimi casi essere risolte dall'assistenza territoriale, dai medici di medicina generale, vengono invece affrontate dal pronto soccorso, generando due cose. Da un lato un sovraccarico dei pronti soccorsi e quindi una lunghezza di attesa, i tempi di attesa che sono emersi anche di svariate ore, e dall'altro anche un sovraccarico del personale, che ovviamente viene distratto magari da compiti più urgenti o più importanti. Occorre dunque una pianificazione più attenta da parte della politica, sostengono dalla CGIL, per valorizzare meglio l'assistenza territoriale all'interno del nuovo piano sanitario regionale. Ed ora una mini discarica a cielo aperto scoperta in centro storico a Venezia. È il risultato del blitz di alcuni incivili, ecco le immagini, che negli ultimi giorni hanno più volte trasformato Ponte della Croce in fondamenta di San Simeon Piccolo nel sestiere di Santa Croce in un'area ecologica abusiva, abbandonando mobili ed elettrodomestici. Ai piedi del ponte, tra l'altro, come potete vedere, si trova un idrante della rete antincendio. Nel caso fosse stato necessario utilizzare
realizzarlo, la presenza dei rifiuti abbandonati avrebbe ritardato le operazioni. Gli ispettori ambientali di Veritas sono stati immediatamente allertati e sono già sulle tracce dei trasgressori, probabilmente individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza. Le sanzioni partono da 167 euro e in aggiunta prevedono l'addebito dei costi di ripristino ambientale, pulizia, trasporto e smaltimento di quanto raccolto. Contro ogni forma di razzismo, discriminazione e omofobia, ma senza inventarsi legami inesistenti tra episodi che sono sempre avvenuti e il governo attualmente in carica. Il governatore Zaia chiarisce così la sua posizione sul dibattito che infuria in questi giorni. L'emergenza razzismo all'interno dell'animo di alcune persone, ma dire che dal 4 di marzo sono cambiate le cose in Italia, decisamente no, questo lo trovo assolutamente esagerato. Non ci sta a passare per un dissidente il governatore Luca Zaia, che spiega come la sua solidarietà all'atleta italiana di colore Daisy Osacchio non costituisca in alcun modo una presa di distanza dal governo in carica. Io ho fatto un commento vedendo le foto ed ero al CONI, che io non conoscevo assolutamente tutta la vicenda e ho espresso solidarietà. Da qui a dire che c'è razzismo decisamente noi, soprattutto nel fatto specifico, visto e considerato che poi approfondendo a fine giornata, in quanto è stato impegnato tutta ieri, ne viene fuori che ci sono stati altri atti rispetto ad altre persone, penso a quel pensionato piuttosto che a 3 signore non di colore che hanno avuto uova anche loro. Questo è quello che dicono gli inquirenti, per cui non relegherei questo fatto a un aspetto razzistico, assolutamente no. Il razzismo resta un problema, puntualizza il governatore, ma non è cominciato il 4 marzo di quest'anno. Rifugo fino in fondo e condanno questa idea, questo venticello che si vuole portare avanti nel dire che dal 4 marzo l'Italia diventa razzista. Il fatto che in questi giorni si dia particolare spazio a questo tipo di episodi, argomenta Zaia, non significa che siano effettivamente aumentati. Le faccio un solo esempio, io ho fatto una foto forse 2 anni fa con un giocatore di colore e allora non governavamo noi, non governava la sinistra, mi ricordo qualche commento che insomma io ho condannato, quindi allora però non si è fatto tutto questo clamore e i fatti erano molto più gravi. Bisogna avere memoria storica, invita il presidente Veneto, e non piegarsi a facili teoremi politici. Lo dice uno che si è sempre espresso contro gli atteggiamenti di razzismo e contro antisemitismo e comunque discriminazioni non solo razziali ma anche rispetto a scelte personali che vengono contestate, penso a tutto quello che è l'omofobia. 400 kg di vongole sono stati sequestrati nelle scorse settimane dai carabinieri dell'equipaggio navale della compagnia di Chioggia. I molluschi erano stati pescati illegalmente ed erano pronti per essere commercializzati. Nei guai è finito un pescatore del posto di 27 anni, sulla cui imbarcazione sono stati rinvenuti 300 kg di vongole veraci prive di documentazione attestante la provenienza. Al pescatore è stata comminata una multa di 2.000 euro ed è andata economicamente peggio ad un 47enne chioggiotto fermato per un controllo in strada che nell'auto trasportava senza l'autorizzazione sanitaria 100 kg di vongole pronte per la commercializzazione. All'uomo i militari hanno contestato una multa di 2.700 euro. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Eccoci in diretta, domani occhi puntati su Roma perché il Consiglio nazionale del CONI sceglierà la candidata ad ospitare i Giochi invernali del 2026. Cortina se la dovrà vedere con Milano e Torino, ma non è esclusa una candidatura in tandem o addirittura a 3, come i rumors dai corridoi romani indicherebbero come scelta diplomatica per non scontentare nessuno. In Veneto si tifa naturalmente per la regina, ma non mancano i distinguo. A me piace essere pratico. Abbiamo i mondiali del 2021 di Cortina che ad oggi hanno bisogno di tutto il sostegno da parte del Veneto e purtroppo la Regione Veneto ad oggi è la grande assente di questa partita importantissima che, ripeto, sono i mondiali, porteranno Cortina e il Veneto alla ribalta mondiale. Fatto questo potremo pensare a cosa viene dopo. Pensiamo prima ai mondiali 2021 e poi a tutto il resto. Pragmatico il consigliere pentastellato Jacopo Berti, che probabilmente vorrebbe vedere medesimo entusiasmo per una partita che Cortina ha già portato a casa, non senza anni di sofferenze e patemi d'animo, perché per Cortina 2021 c'è ancora tanto da fare, pure se il cronoprogramma dei lavori sta rispettando le tappe previste e i tempi di realizzazione che si annunciano da record. Ma pur se la candidatura ad ospitare le Olimpiadi 2026 è occasione ghiotta e il Veneto vuol giocare la partita fino in fondo, Berti frena.
Purtroppo c'è sempre la volontà di buttare la palla più lontano e raccontare dei progetti che ci saranno. Io intanto voglio far funzionare quello che c'è. Poi un giorno è Cortina, un giorno è Milano, un giorno è Milano e Cortina assieme, un giorno è Cortina assieme con il Trentino Alto Adige. A me basterebbe si chiarissero le idee e dicessero chiaramente cosa vogliono fare. Io voglio intanto che nel 2021 Cortina e il Veneto abbia i migliori mondiali della storia. E così crediamo saranno. Intanto domani la regina sarà col fiato sospeso, il giorno più lungo, quello in cui il CONI dovrà finalmente decidere chi, fra Cortina, Milano e Torino, sarà la candidata ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Una sola sede, una candidatura in tandem o forse a tre al motto dei Giochi per l'Italia per non scontentare nessuno, come rumors dai corridoi romani darebbero quasi certe. Inutile girarci attorno, sarebbe una scelta suicida perché il regolamento del CIO vieta le pluricandidature e allora bisognerebbe ripartire da zero. Chissà che la notte porti consiglio. Tra memoria e ironia il commento dell'esperto di tradizioni veneziane Sandro Brandolisio alle recenti esternazioni del sindaco Luigi Brugnaro, che aveva invitato tutti a farsi una doccia prima di salire sui mezzi pubblici. E ora ti vedi, è un bravissimo imprenditore che ha inventato anche un nuovo lavoro che sarebbe Nasariol. Nasariol è uno di quei che nasa quando che ti monti in autobus e ti dà una bella nasata e dice no, ti non ti ha fatto la doccia stamattina, smonta basso subito. E ora qua però, guarda che io, a parte creare di nuovi posti di lavoro perché la CTV deve manco assumere 300 nasaroi, ma io sono rispettoso delle tradizioni, perché mi ricordo che ero piccolo e anche a miei amici e a mamma che diceva ciò ti va e cambia, perché se ti capita qualcosa per la strada, ecco, ti vedi, e io ho già pensato a questo, però signor sindaco deve spiegarmi che mi faccio la doccia per montare in autobus e vabbè, adesso bello profumato. Dopodiché quando arrivi in piazza Roma due scelte, o farmi a piedi oppure ciappare i battei, che i battei non che sei i nasarioi e i piedi di tutti impestai e con sto caldo che se qua ti puoi immaginarti che profumi che sei. Risolviamo anche questo? È tutto per questa edizione con le notizie da Venezia e provincia. Vi lascio come di consueto le previsioni del tempo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Il mese di agosto inizierà all'insegna del bel tempo e del caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 21 e 24 gradi. Valori massimi compresi invece tra 32 e 38 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Clima caldo con temperature minime tra 21 e 23 gradi. Valori massimi compresi invece tra 34 e 36 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile durante le ore pomeridiane un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 18 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 34 e 37 gradi circa. È tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.